Eccoci qua, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati con Linea Diretta, edizione oggi, dunque del giorno. Stamattina abbiamo dato spazio all'informazione, alle ultime notizie, adesso invece andiamo nell'approfondimento. Saluto subito Gianluigi Tiberio, collegato con noi da Udine, che è il presidente dell'Ordine dei Medici appunto della provincia friulana. Buon pomeriggio Presidente. Buon pomeriggio a voi. Le parti. Diciamo che siamo in piena pandemia, voi lo sapete, e dobbiamo cercare di stare attenti e limitare i rischi per evitare contagi. Allora, ieri è uscito un comunicato stampa che abbiamo pubblicato anche attraverso le nostre pagine social, ma anche attraverso il sito. Importanti novità per quanto riguarda anche la presa di posizione ufficiale, no, dell'ordine. Allora ci vuoi raccontare nei dettagli cosa è emerso? È emerso che abbiamo la necessità di vaccinare quanta più gente possibile nel più breve tempo possibile. Questa è una delle maggiori necessità per poter uscire da questa emergenza in tempi rapidi. E per questo, diciamo così, abbiamo pensato che potrebbe essere utile far ricorso anche ai giovani medici, ma non solo, ma anche ai medici in pensione, che eventualmente volessero mettersi a disposizione per fornire le loro preziose braccia per poter aumentare la potenza di vaccinazione di tutta la struttura. Ecco, si dice che l'unione fa la forza, no? Perché lei mi insegna individualmente non si va da nessuna parte. Facendo squadra invece magari qualcosina si ottiene, no? Nel lungo tempo, però qualcosa si ottiene. Certamente, soprattutto in queste situazioni in cui da soli è difficile venire fuori, bisogna darsi una mano tutti assieme e forse facendo squadra, come dice lei, riusciamo a moltiplicare le energie e ad avere maggiori capacità di far fronte a questa brutta situazione. Senta, io gli ho chiesto un po' l'aria che tira, no? Perché si sentono ogni giorno, se non ogni minuto, novità positive, purtroppo anche tante negative, no? Quello che chiede la gente è un po' di tranquillità, ma soprattutto capire esattamente com'è la situazione, no? Perché se ne sentono di tutti i colori. Lasciamo stare i politici e i giornalisti che si inventano a fare anche gli specialisti, no? Ma lei lo sa meglio di me, in Italia siamo famosi per essere un popolo di santi, poeti, navigatori e anche commissari tecnici, no? Ma onestamente, lei che è un tecnico vero e proprio, che messaggio può lanciare in questo momento ai nostri telespettatori? Io le parlo direttamente dal fronte, perché sono un medico di famiglia e quindi vedo quotidianamente quello che sta accadendo. I numeri purtroppo sono piuttosto elevati. Siamo in una situazione, diciamo, di contagio praticamente analoga a quant'era in marzo, quando ci hanno chiusi, forse siamo anche a qualche livello superiore. Per cui diciamo che stiamo cercando di passare questa situazione, questa seconda ondata, cercando di non ricorrere nuovamente al lockdown, anche se i numeri sono piuttosto impegnativi. È chiaro che facendo così la discesa della curva, ce ne siamo accorti un po' tutti, non è la stessa discesa che abbiamo avuto a marzo. La discesa di marzo è stata piuttosto, non dico rapida, ma piuttosto abbastanza, diciamo, veloce, e adesso stiamo un po', diciamo, scendendo piano piano, in maniera piuttosto rallentata. D'altra parte, se ci si muove, il virus va a nozze, diciamo così. Certo. Senta, nessuno ha la bacchetta magica e giustamente bisogna fare previsioni per dare anche un po', non dico certezze matematiche, però insomma magari parlare un po' chiaro e serio, no? Perché purtroppo, come l'ho detto, ci sono anche suoi colleghi
che molto spesso appaiono in TV più per fare la passerella televisiva, e poi alla fine, quando vai a cercare di capire, no, cosa succede, non si sa niente. Lei ha detto giustamente che ci sta parlando direttamente dalla trincea, perché lei sta operando sul fronte e dunque quotidianamente sa esattamente cosa passa per le mani, no? Sì, i numeri, come le dicevo, sono piuttosto elevati. Fra l'altro noi nella Bassa Friulana abbiamo anche aperto delle postazioni dove facciamo i tamponi, e i numeri dei positivi anche quotidianamente sono abbastanza elevati. Quindi diciamo che stiamo assistendo a una seconda ondata, come dicevo prima, che sta pian piano diminuendo la sua incidenza, però lo sta facendo lentamente, no? Questo è la raccomandazione che do a tutti, è quindi di ridurre al massimo i loro spostamenti agli spostamenti di effettiva necessità, evitare quelle che sono le situazioni di contatto sociale, che sono quelle che forse ci mancano di più in questo periodo, perché sono forse le situazioni più a rischio, perché ci sentiamo magari sicuri, abbassiamo quelle che sono le situazioni di guardia, la mascherina, il distanziamento, eccetera, e purtroppo, visto che la malattia ha una situazione di rischio legata alla presenza di numerose persone asintomatiche, completamente asintomatiche, che ci possono però veicolare il virus, in quelle situazioni lì noi corriamo dei rischi, e poi quando ritorniamo a casa glielo portiamo anche ai nostri cari, e questa è la situazione che dobbiamo assolutamente evitare. Bisogna fare un po', mi permetta, bisogna fare un po' di etica morale in un certo senso, no? Per far capire bene. Bisogna fare attenzione, ma noi lo sappiamo che dobbiamo fare attenzione, è che la situazione ci costa abbastanza da un punto di vista umano, e questo probabilmente c'è una gran voglia di ritornare alla vita normale. Purtroppo sappiamo che non potremo farlo prima di qualche mese, se va bene. Insomma, ecco, io temo più di qualche mese. Senta, dottore, anche in vista dei nuovi DPCM, perché pare insomma che qualcosa cambierà, non in positivo, almeno così sono i rumors, no? Perché le famose indiscrezioni di stampa, no? Che giungono poi da capire sempre cosa accade direttamente nella stanza dei bottoni. Ecco, ad esempio, per i non profani, un calcolo come fanno dall'RT rispetto alla popolazione in percentuale? In pratica, tanto per far capire, perché non tutti siamo nati imparati, per dare un esempio, insomma, come viene fatto questo calcolo? Nel senso che domani potrebbe cambiare tutto di quello che stiamo dicendo adesso, oppure è già un processo che da tempo era stato, diciamo così, messo in piedi, solo che adesso si tira fuori dal cassetto? No, questi sono studi epidemiologici che fanno parte dell'epidemiologia, e lo sappiamo bene come funzionano. Il discorso è che ci troviamo in una situazione in cui da una parte c'è la necessità di combattere la pandemia, e dall'altra c'è l'assoluta necessità di non avere danni da un punto di vista economico, però diciamo bisogna cercare di fare il meno danni possibile in tutti e due i casi. I numeri ci stanno dicendo che la situazione è importante dal punto di vista della pandemia, ed è anche per quel che riguarda le terapie intensive, i numeri dei ricoveri, eccetera, ci stanno dicendo che dobbiamo essere molto più prudenti. Dall'altra parte l'economia va salvaguardata, però anche le persone vanno salvaguardate. Certo, diciamo che una via di mezzo in qualche maniera c'è, si cerca di percorrerla, non sempre le strade vengono asfaltate bene, e magari alla prima buca o al primo temporale, usiamo questo termine, c'è quell'avvallamento dove si rischia l'acquaplaning. Stiamo cercando di avere una terza via, no? Stiamo cercando di farlo con queste diciamo chiusure a singhiozzo, chiusure colorate, chiamiamole così. Questo però dall'altra parte ci sta facendo vedere che la curva si abbassa, ma non come vorremmo, e quindi il rischio, se adesso dovessimo riaprire tutto, è di ritornare con una terza ondata che potrebbe essere devastante, perché partiamo
da un livello che è molto più elevato del livello che avevamo a settembre, Certo. in cui eravamo molto bassi, adesso siamo piuttosto alti, quindi partire da un trampolino, diciamo così, significa poi arrivare a situazioni drammatiche nel giro di 15-20 giorni. Senta, i suoi pazienti e in generale quelli della provincia di Udine seguono le direttive date da voi, nel senso ascoltano, capiscono, cercano di informarsi per evitare i danni collaterali, oppure anche qui ci sono le famose mosche bianche dove qualcuno capisce da una parte ma riesce dall'altra? Ma diciamo che io credo che tutti vogliano fare le cose giuste, però come dicevo prima c'è anche una gran voglia di ritornare a vivere e ritornare a vivere come vivevamo prima. Purtroppo il virus ci ha insegnato che forse ritornare a quello che era le nostre abitudini, quelle che erano le nostre abitudini, ci vorrà tempo e ci vorrà dei livelli di contagio estremamente più bassi. Questo crea grossi sacrifici nelle persone. D'altra parte non c'è alternativa. La strada adesso che potrebbe cambiare le cose è la vaccinazione, però dobbiamo fare presto perché altrimenti anche il virus metterà in pratica le sue contromisure. Quindi più vacciniamo e più creiamo terra bruciata davanti a questo virus. Dottore, io la ringrazio, le avevo promesso 10-15 minuti perché so che gli impegni sono tanti e soprattutto serrati, no? Io la ringrazio per l'intervento e soprattutto è stato molto chiaro e trasparente nel presentare insomma quello che sta accadendo in regione ma nel contesto internazionale. Speriamo che soprattutto i nostri amici che ci guardano diligentemente abbiano, come si dice, assorbito in un certo senso quei messaggi che lei dà, perché ripeto, lei è un tecnico e meglio di lei onestamente non ci sono altri che possano dare quel messaggio giusto. I giornalisti fanno un po' la fonte mediatica, no? Gli intermediari, però giustamente, come diceva un vecchio proverbio friulano, ognuno al suo mestiere, no? Come si dice Sì, direi di sì, ognuno ha il proprio ruolo, ecco. certo. Grazie a voi, grazie del tempo dedicato, grazie del lavoro che fate. Grazie ancora a lei e soprattutto quando vorrà, insomma, siamo sempre a sua disposizione. Grazie mille, molto gentile. Grazie a lei di nuovo, un saluto ai nostri amici, ci sentiamo più tardi per gli aggiornamenti con infofriulitv.net. Nandi e alla prossima.